qualche birra di troppo e forse anche l'assunzione di qualche droga. È sabato pomeriggio a Sant'Angelo di Piove di Sacco, due amici stanno trascorrendo del tempo assieme. A un certo punto parte un colpo, uno sparo di pistola che attraversa da parte a parte la coscia di uno dei due, 48enne di Vigonovo, che rimane ferito appunto e viene salvato dall'altro, dall'amico che blocca il flusso di sangue con la cintura che si slaccia dalla vita. Il ferito viene poi trasportato con l'elisoccorso all'ospedale di Padova e viene subito sottoposto a un intervento chirurgico per rimediare appunto ai danni provocati dal colpo d'arma. È una storia assurda di una giornata di ordinaria follia a Sant'Angelo di Piove di Sacco in provincia di Padova, quella che troviamo raccontata oggi sulle pagine del Gazzettino ma anche del Mattino di Padova. E questa è la prima notizia dell'anno per Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 10 gennaio 2022, bentornati a Sveglia Veneto. Doppia denuncia quindi per questo sparo in strada avvenuto sabato scorso nel pomeriggio. I carabinieri hanno sequestrato due pistole e le forze dell'ordine che indagano appunto sull'episodio propendono attualmente per una causa accidentale. Sia il ferito che l'amico sono nei guai per detenzione d'armi, questa è l'ipotesi. La beretta che il ferito portava allacciata, teneva alla cintola dei pantaloni, pare avesse già il colpo in canna e 13 munizioni. Rapidamente la dinamica che è riassunta sulle pagine del Mattino di Padova: i due stavano pranzando in un ristorante di Camponogara, uno dei due appunto si sarebbe sparato accidentalmente alla gamba davanti all'abitazione dell'amico a Celeseo e quest'ultimo l'ha soccorso rapidamente, togliendosi la cintura, usandola come laccio emostatico per fermare l'emorragia di sangue che appunto stava cominciando dalla gamba dell'amico, e poi il soccorritore ha chiamato il 112, poi il 118. Nella scena poi sarebbe arrivato una terza persona, non si capisce bene il ruolo di questa terza persona, che comunque avrebbe parlato con i carabinieri, si sarebbe addossato anche la colpa per il ferimento. Insomma, una gran confusione. C'era anche della polvere bianca sulla quale sono in corso delle analisi, bisognerà capire se fosse cocaina, e poi c'erano invece sicuramente numerose bottiglie di birra. Sul Mattino c'è un'intervista a il ferito, il 47enne di Vigonovo, un'intervista piuttosto confusa a dire il vero, in cui comunque conferma di essere stato salvato dall'amico, anche se dice di non ricordare bene la dinamica dell'incidente, dice non ero molto lucido, insomma conferma che si era bevuto parecchio, ma nega che ci sia stato un litigio come era anche l'ipotesi. Nei giornali si parla di una discussione animata e poi appunto questo colpo che parte probabilmente in modo accidentale. Insomma, non si capisce bene cosa sia successo, ma senz'altro l'amico gli ha salvato la vita bloccando l'emorragia con questa cintura e chiamando le forze dell'ordine e l'ambulanza. Non è il Far West, è Sant'Angelo di Piove di Sacco, sabato 8 gennaio 2022, al pomeriggio di questa giornata risalgono gli eventi. I carabinieri hanno sequestrato due pistole e le indagini proseguono, ma prosegue anche questa puntata di Sveglia Veneto con una carrellata di notizie relative alla pandemia da coronavirus, nella giornata in cui entra in vigore una nuova misura decisa dal governo, quella relativa appunto al Super Green Pass rafforzato necessario per i ristoranti e tutta una serie di attività sociali.
Vediamo cosa succede a Venezia, dove c'era stato nei giorni scorsi una questione relativa all'obbligo del Green Pass rafforzato, quindi all'obbligo diciamo vaccinale per i trasporti e quindi per i vaporetti che dalle isole permettono ai cittadini di spostarsi sulla terraferma oppure appunto tra le varie isole del centro storico. Basterà anche solo il tampone, in questo caso una deroga decisa dal ministro Speranza, che ha accolto la richiesta del sindaco di Venezia, e quindi una deroga per studio o per comprovati motivi di salute, questa deroga di cui potranno usufruire i circa 5.000 isolani non vaccinati. Resta ovviamente l'obbligo del Green Pass e della mascherina FFP2 sui trasporti. Zaia parla di un'ottima notizia in riferimento a questa deroga appunto decisa dal ministero, ma c'è anche chi è contrario, come ad esempio l'ex consigliere comunale Maurizio Crovato, che dice che la trova un'ingiustizia verso chi ha scelto di vaccinarsi. E anche altri residenti, leggiamo sulla Nuova Venezia, contestano l'ordinanza. Ne succedono un po' di tutti i colori comunque nel veneziano in questi giorni per quanto riguarda il Covid, Green Pass, tamponi, eccetera. Ad esempio, l'ULSS 4 ha deciso di dare la caccia ai finti malati che intaserebbero i pronti soccorsi per non pagare il ticket e ottenere appunto un tampone gratuitamente, ovviamente con l'impegnativa del medico di base. E sarebbero quindi i furbetti del tampone. Il direttore generale dell'ULSS 4 dice: siamo pronti a fare denuncia, ma nel frattempo ci sono, come sappiamo ormai da giorni, già da qualche settimana, ancora dal dicembre dello scorso anno ormai, code infinite e proteste per i punti tamponi, per i cosiddetti Covid Point. Il sistema di tracciamento è ormai al collasso, leggiamo ancora una volta sulla Nuova Venezia, ma appunto per far fronte a questa situazione di grave disagio, gli esponenti del Movimento 5 Stelle hanno chiesto all'ULSS 3 Serenissima di aprire nuovi punti Covid per i pazienti, nuovi punti tamponi nel territorio del Comune di Venezia, in particolare proprio nelle isole dove non ci sarebbero al momento punti tamponi della ULSS 3, quindi dove effettuare i tamponi di verifica, e quindi gli abitanti delle isole del centro storico sarebbero costretti a recarsi tutti per effettuare i tamponi di controllo nell'unico punto tamponi presente a Venezia, cioè all'ex Giustinian. La proposta quindi di aprire nuovi punti tamponi per distribuire, se non altro, il carico. C'è un'altra notizia piuttosto grave, se fosse diciamo verificata, la denuncia della CGIL, il sindacato confederale, che con delle lettere inviate dalla Filcams, quindi la categoria del commercio, segnala a importanti alberghi del centro storico veneziano il mancato rispetto dei protocolli proprio relativi alla sicurezza e alla gestione della pandemia da coronavirus. I lavoratori hanno paura. Quale sarebbe il punto? Clienti positivi negli hotel che vanno in giro senza mascherine, quindi clienti in isolamento nelle camere che però poi vanno a spasso nei corridoi degli hotel mentre la stanza viene rifatta dagli addetti delle pulizie, con mascherine spesso e volentieri indossate in maniera scorretta o proprio appunto non indossate. Questa è la denuncia della Filcams CGIL di Venezia, veramente molto grave. Ma allo stesso modo è molto grave la situazione per quanto riguarda i trasporti. Prima di tutto ricordiamo è entrato in vigore il rincaro degli abbonamenti e dei biglietti ferroviari, un rincaro che è sì limitato al 3%, ma un aumento che torna diciamo ad essere parametrato all'inflazione dopo un anno pieno di stop, nel senso che nella prima fase della pandemia Trenitalia aveva bloccato gli aumenti dei biglietti e degli abbonamenti. Invece ora il prezzo torna a salire,
La tratta Padova-Venezia passa da 4,45 a 4,60 giusto per avere un parametro. Nessun cambiamento al momento per i prezzi base delle frecce e per i convogli Italo, quindi l'alta velocità non è toccata dagli aumenti, ma soltanto il trasporto pubblico regionale, i treni regionali appunto. In questo contesto di aumenti, ebbene, 85 treni regionali al giorno vengono cancellati in Veneto per la carenza di personale e quindi macchinisti e capotreno, una carenza dovuta essenzialmente alle quarantene da coronavirus. 85 quindi treni regionali cancellati ogni giorno. Ovviamente analoghi disagi si verificano per il trasporto pubblico locale, quindi per gli autobus e le corriere che anche lì anche in questo caso vengono cancellate. Leggiamo sempre sulla Nuova Venezia che le soppressioni riguardano, per quanto riguarda i treni, il 3% della circolazione ordinaria e saranno effettuate nella cosiddetta fascia di morbida, quindi non nella fascia di punta, per fortuna. Ma in ogni caso resta il dato, ovvero aumento del biglietto del 3%, casualità proprio il 3% dei treni cancellati, ma insomma i pendolari si troveranno a pagare di più per un servizio che è a tutti gli effetti ridotto in questi giorni. Non solo Covid comunque per la sanità del Veneto, che secondo Francesco Iori è in ginocchio, gli ospedali in ginocchio non solo per il Covid. Questo è il titolo di un editoriale pubblicato oggi sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi, quindi Tribuna di Treviso, Nuova Venezia e Mattino di Padova. Non solo di Covid si ammala e muore l'uomo, sembra una banalità ma è giusto ricordarlo e ce lo ricorda appunto Francesco Iori. Gli effetti della pandemia collaterali stanno mettendo in ginocchio gli ospedali che sono sotto assedio e a rischio paralisi in tutte le altre attività di cura, diciamo extra Covid, comprese le più impegnative. Fin dalla prima ondata erano stati segnalati alcuni buchi neri della sanità italiana che venivano da lontano, ricorda Iori. Nel nord-est ci sono situazioni gravissime con attività chirurgiche quasi completamente ferme e insomma una breve ma diciamo incisiva disamina delle criticità, delle questioni aperte per quanto riguarda la sanità del Veneto, in particolare diciamo la medicina del territorio, ridotta secondo Iori al rango di Cenerentola, e quindi oltre ai tagli scellerati e all'eccesso, secondo Iori, di burocrazia, i limiti di un modello centrato sull'ospedale e quindi in cui la medicina territoriale è messa da parte. E proprio a tal proposito c'è una notizia che diciamo vedo rapidamente come una flash. La provincia di Padova è all'80° posto su 107 per la disponibilità di medici di medicina generale, con un rapporto di 8,26 dottori, appunto medici di famiglia, medici di base cosiddetti, ogni 10.000 abitanti. Quindi neanche 9 medici di base ogni 10.000 abitanti, lo stabilisce un'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita. Insomma, la capitale della sanità veneta è 80ª su 107 città e Domenico Crisarà, segretario della Federazione dei Medici di Medicina Generale di Padova e anche presidente dei medici di medicina generale dell'ordine, dice che la situazione è destinata a peggiorare. Insomma, sempre più pazienti, tra l'altro per i medici di base, con quello che viene definito da Crisarà un palliativo, cioè la decisione della regione di estendere il massimale dei medici di famiglia da 1.500 a 1.800 pazienti. Cioè, in sostanza, a fronte della grave carenza di medici di base, la regione ha deciso di aumentare il numero di pazienti che un medico di base si può prendere in carico. Sicuramente non una soluzione che sul lungo periodo può generare effetti positivi, ma che nel breve termine, almeno secondo Crisarà, sarebbe appunto un palliativo. La situazione ovviamente è destinata a peggiorare perché aumenta l'età media
della popolazione, ma anche l'età media dei medici di medicina generale è alta, il che quindi fa pensare di essere all'inizio di una curva gaussiana dei pensionamenti. Uso questa espressione Crisarà, avevo detto che sarebbe stata una flash, non lo è stata, procediamo, il 20% dei lavoratori è in quarantena, a rischio la ripartenza delle aziende, così dice Confartigianato e la CNA, insomma un grido d'allarme perché il 20% della popolazione lavorativa padovana è in quarantena, la notizia sulle pagine del Mattino di Padova, ma la situazione è probabilmente analoga in tutto il territorio. Il commento della CGIL con Loris Scarpa della FIOM: in questo tempo le imprese dovevano investire in formazione, non l'hanno fatto. È dal 2020 che il Covid ha intensificato gli orari di lavoro con un uso massiccio degli straordinari per mancanza di manodopera. Adesso la vera preoccupazione è proprio l'andamento dei carichi lavorativi. La riorganizzazione globale da un anno a questa parte sta avendo conseguenze sulle filiere produttive, soprattutto rispetto alle multinazionali, e rivendica comunque il ruolo dei lavoratori nell'implementazione e nel rispetto dei protocolli Covid, mentre non risparmia un attacco alle imprese che in tutto questo tempo non si sono minimamente preoccupate della formazione, della digitalizzazione, della sostenibilità. E quindi il risultato è che dopo 2 anni parliamo ancora di come gestire la pandemia. Chiudiamo con qualche flash, buone notizie da Santa Maria di Sala, dove alla Speedline, dopo un mese di mobilitazione e dopo la chiusura e le ferie, si tornerà al lavoro e subito ci sarà un'assemblea dei lavoratori sul futuro dello stabilimento della multinazionale svizzera Ronald, che aveva annunciato una delocalizzazione in Polonia e in Germania, ma avrebbe fatto appunto marcia indietro. Quindi i sindacalisti, il sindacato dice: finora siamo sempre stati compatti, con i lavoratori continueremo appunto la mobilitazione e appunto verificare il piano dell'azienda per recuperare la redditività, perché l'amministratore delegato ricorda che si perdono, lo stabilimento è in perdita di 12 milioni all'anno, ma il governo sarebbe pronto a sostenere il rilancio dell'azienda. Brevissimamente sulla politica regionale, il PD del Veneto decide, Martella, cioè Andrea Martella, il veneziano ex parlamentare ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, sarà segretario regionale del Partito Democratico, eletto con l'87% dei consensi nei circoli del partito. La prima mossa sarebbe stata quella di aprire la direzione regionale all'ex senatrice Puppato, che era stata esclusa dalla corsa per la presidenza, per la segreteria regionale, a causa della mancanza delle firme necessarie. 5.000 votanti sui 9.354 iscritti, leggiamo sul Gazzettino di oggi. Sabato a Padova verrà proclamato segretario regionale. L'obiettivo politico è già fissato: le elezioni regionali del 2025, o prima se Zaia dovesse dimettersi anzitempo, e quindi da parte di Sveglia Veneto sicuramente tanti auguri di buon lavoro a Andrea Martella, che proverà a rimettere ordine e rilanciare l'iniziativa di un centrosinistra che alle ultime elezioni regionali si è fermato al 16% dei consensi. Infine da Padova prosegue il dibattito sulla proposta lanciata da 2 consiglieri comunali, Margherita Colonnello del Partito Democratico e Simone Pillitteri della lista civica del sindaco Sergio Giordani, il dibattito sulla statua di Elena Piscopia Cornaro in Prato della Valle, una proposta sulla quale è stata lanciata anche una petizione, una raccolta firme sul sito change.org. Hanno firmato anche l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e l'ex sindaco di Padova Flavio Zanonato. Questa è la notizia di oggi. Ieri sui giornali c'era invece la notizia della posizione del sindaco Sergio Giordani, che si è espresso a favore di questa proposta. Assieme a lui anche il deputato del Partito Democratico padovano Alessandro Zan, appunto
tutti a favore di rendere attuale il monumento, quindi Prato della Valle, con l'inserimento di una nuova statua dedicata appunto a Elena Cornaro Piscopia, prima donna laureata al mondo e appunto una delle più importanti della storia della città di Padova. C'è anche, tra chi ha rilanciato la petizione, Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli studenti e delle studentesse dell'Università di Padova, che dice: il dibattito nato in questi giorni non fa che confermare quanto non sia affatto scontato per la nostra società scegliere di dedicare una scultura a una donna che ha fatto la storia. Insinuare che l'introduzione di un riconoscimento a una figura di questo calibro sia una sorta di quota rosa dice molto di quanto sia radicata la non narrazione delle figure femminili. Le motivazioni storico-culturali che hanno portato meno donne a raggiungere posizioni di rilevanza vanno a braccetto con quelle che hanno impedito di ricordare le donne che quelle posizioni le hanno conquistate. Sicuramente la statua non basta, dice Emma Ruzzon, la parità di genere va portata avanti in ogni contesto, soprattutto nelle istituzioni come l'università, ma i simboli sono allo stesso modo importanti e per questo motivo la città non si può sottrarre a questa sfida. Per oggi è tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 10 gennaio 2022. Chiedo scusa se all'inizio della puntata ho detto che siamo ancora nel 2021, non è così, aggiornate agende, calendari, eccetera. Nel frattempo vi auguro una buona giornata.